Se ogni comune non farà la propria parte, arriveranno le tendopoli. Dal sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto il messaggio chiaro ai sindaci riluttanti di fronte alle stime di arrivi di migranti nei prossimi giorni. Università di Treviso, la firma oggi davanti al notaio Conca Foscari ed ex IPAB Turazza per la nuova sede. Obiettivo in 3 anni arrivare a 6.000 studenti. Operai caduti dal tetto a Ponzano, restano molto gravi le condizioni del 56enne, migliore il collega 21enne, i due non erano assicurati all'imbragatura, i sindacati mancano cultura della sicurezza e controlli. Paura nel pomeriggio col Fosco di Susegana per un 16enne travolto in moto da un'auto che gli ha tagliato la strada, stava andando a trovare i nonni, il racconto del primo soccorritore. Hanno forato la parete della casa accanto disabitata e sono entrati nella tabaccheria razziando fondo casse e stecche di sigarette, i ladri in azione a Bonisiolo. 9 anni fa le 4 vittime della tragedia del Molinetto della Croda che sconvolse Refronto. Eventi come questi ormai non sono più eccezionali, le parole del sindaco Canale. Trattativa a Safilo, spaccature nell'assemblea a Longarone, la CGIL si distanzia da CISL e UIL attaccando no a un progetto che è una scatola vuota e paventa l'iniziativa di una causa collettiva contro l'azienda. La medaglia d'oro ai mondiali in Giappone le ha dato nuova consapevolezza delle sue potenzialità, non ci sono più limiti per la trevigiana Barbara Pozzobon, campionessa di nuoto di fondo che guarda le Olimpiadi di Parigi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano il tema scottante dei migranti con le stime importanti dei nuovi arrivi di migranti nei prossimi giorni, già dalla prossima settimana, e allora in primo piano anche le parole che non sono passate di certo inosservate, quelle del presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, un vero e proprio ultimatum quasi ai sindaci. È evidente che i prefetti da qualche parte queste persone le devono mettere. Se non ci sono degli immobili, la soluzione estrema è la tendopoli. Il rifiuto dell'accoglienza diffusa con le critiche che sono piovute da più parti al protocollo proposto da ANCI Veneto insieme alle regioni porterà alla nascita delle prime tendopoli per migranti in Veneto. È l'unica strada che intravede il presidente ANCI, deciso a non replicare il modello hub oltre la caserma Serena sul territorio. Lo ha detto chiaramente oggi a margine dell'incontro con la rettrice di Ca' Foscari di Venezia nel quadro dell'accordo sulla nuova città universitaria di Treviso. Il protocollo nasceva con l'obiettivo di evitare questo, però quel protocollo prevede l'impegno da parte di tutti, poco impegno da parte di tutti. Se ci sarà questa risposta riusciremo, secondo me, a far fronte a questa emergenza. Se non ci sarà la risposta subiremo le scelte dei prefetti e poi chi piangerà e chi riderà. Una sorta di ultimatum anche ai sindaci, aprire le porte all'accoglienza. Sindaci che in queste ore hanno ricevuto le rassicurazioni del ministro Fitto, ascoltando ieri alla Camera e al Senato sulla revisione del PNRR e sui progetti, in buona parte già cantierati dai comuni. Le rassicurazioni verbali sono certamente importanti e ci fanno stare un po' più sereni. C'è da dire che quando si parla di copertura finanziaria poi servono gli atti formali, perché diversamente si rischia la paralisi dello sviluppo di questi progetti. Devo dire però, per correttezza di informazione nei confronti dei nostri cittadini, che ad oggi le progettualità in campo per la città di Treviso stanno proseguendo. Tra i progetti ad oggi definanziati, quelli per la rigenerazione urbana. Oggi la Conferenza delle Regioni riunita ha predisposto un documento diretto a Palazzo Chigi, nel quale si evidenzia anche la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel piano. Per questo è stato chiesto un incontro al Ministro quanto prima. Conte ha parlato dunque di migranti e di PNRR. Restando sul tema dei migranti, per l'accoglienza diffusa è anche il sindaco di Casier Carraretto che ospita a Casier la caserma Serena in coabitazione, diciamo, con Treviso, un sindaco che invita tutti, non solo i sindaci, anche i cittadini a farsi avanti per affrontare l'ondata crescente di arrivi. Ricordo sempre quel fatto del 2020, non deve succedere, punto. Renzo Carraretto, sindaco di Casier, è sulla stessa linea del collega di Treviso Mario Conte. 520 migranti all'ex caserma Serena sono anche troppi. Andare oltre significherebbe rischiare tensioni e disordini, come nell'estate del Covid. Il tema dell'accoglienza diffusa sta convincendo sempre più comuni. A Casier la foresteria, voluta 20 anni fa dagli industriali in via Albigonzo per i lavoratori stranieri, ora passata al comune, continua a
svolgere la sua funzione anche con i migranti. E abbiamo continuato a mantenere il stesso principio che c'era, quello di dare disponibilità per l'emergenza abitativa, di dare disponibilità a una parte anche delle aziende che continuino anche loro a usufruire di queste possibilità. Però insomma non è che Casier risolve, credo Treviso anche poco, dobbiamo insomma far massa su questa soluzione. Ma i numeri degli arrivi sono in continuo aumento e se la stima di quasi 1000 richiedenti asilo a settimana destinati al Veneto dovesse trasformarsi in realtà, lo sforzo delle amministrazioni pubbliche rischia di non bastare, tanto che Carraretto si appella ai cittadini. Che si mettono a disposizione, perché qualche volta ricordo che si è bravi a parlare in piazza per dire che bisogna aiutare, però io vorrei vedere anche nel mio studio qualcuno di questi che venga a dirmi: sindaco, ho disponibilità di un immobile, proviamo a dare una mano, ecco, perché è bello sempre discuterne, ma è bello trovare la soluzione. Le parole di Mario Conte che abbiamo visto nel primo servizio sono arrivate oggi in un momento importante per Treviso, con un passo decisivo per il futuro della città universitaria. Per me oggi si realizza un sogno, ha detto il sindaco Mario Conte seduto al tavolo accanto alla rettrice dell'Università Ca' Foscari Tiziana Lipiello e al presidente dell'IPAB Piani Turazza Luigi Vallero. Il progetto di Treviso Città Universitaria prende forma, sul piatto ci sono 20 milioni di euro. Questa mattina davanti al notaio la stipula del contratto che prevede l'usufrutto del comune di alcuni padiglioni dell'IPAB che insiste alle spalle dell'Istituto Riccati e la concessione da parte di Casugana dei locali per l'attività accademica. Si amplia così l'offerta universitaria in città. Treviso ad oggi ospita 1500 studenti di Ca' Foscari. Vorremmo crescere con l'offerta didattica post lauream, quindi lifelong learning, dei master. Abbiamo un master in collaborazione con la Regione Veneto sul turismo e vorremmo avere più master qui. Non solo locali, nell'accordo idealmente c'è anche un pacchetto con 3 studentati, una biblioteca più grande, la carta dello studente. Considerate che l'obiettivo che ci siamo posti con l'Università Ca' Foscari di Venezia e di Padova è arrivare al 2025-2026 con circa 6.000 studenti, possibilmente provenienti anche dall'estero, con corsi internazionali, quindi ci sarà un forte bisogno di residenzialità. Treviso può essere una città campus universitaria e che fornisce anche degli spazi per gli incontri degli studenti, per consumare i pasti e per evitare il concetto di università mordi e fuggi. Lo studente viene, fa lezione e torna a casa. Noi li vogliamo qui tutto il giorno. Lipiello iniziò proprio a Treviso nel 1995 con il primo campus docente di cultura cinese. Vogliamo consolidare la nostra presenza in termini di occupabilità, di stage e di progetti culturali, ha detto la rettrice. Presente alla conferenza stampa una buona parte della giunta, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto, il primo a prospettare questo futuro per l'IPAB da lui diretta, i rappresentanti delle categorie e diversi sindaci della Marche. La cronaca, le condizioni di uno migliorano, parliamo del più giovane, quelle del suo collega di 56 anni sono invece ancora gravi, stiamo parlando dei 2 operai che sono caduti dal tetto dell'azienda di Ponzano dove stavano installando dei pannelli solari. Per la CGIL, cultura della sicurezza e i controlli sono ancora troppo pochi. Ecco la voragine del tetto della ditta Carniato, storica azienda di Ponzano Veneto, dalla quale sono precipitati 2 operai della Soladria ieri pomeriggio durante un'operazione di posa di pannelli fotovoltaici. In una frazione di secondo si è aperta nel tetto di fibra di cemento, facendoli cadere per 8 metri a terra. Se la dinamica è ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal dall'ospedale Cafoncello di Treviso, dove i 2, 21 anni e 56, sono ricoverati da ieri, arrivano notizie che fanno ben sperare. Il 21enne ha riportato fratture multiple, ne avrà per mesi, ma è stato trasferito nel reparto di medicina d'urgenza. Il 56enne si trova invece ancora in terapia intensiva in prognosi riservata. I 2 sono precipitati insieme, potrebbero essere usciti dal camminamento in cemento. Secondo una prima ricostruzione sembra che non fossero agganciati all'imbragatura. Manca, molto probabilmente al di là delle dinamiche che verranno accertate, manca una cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Cioè non si può cadere all'alto, non è previsto. Non è previsto, se si rispettano le norme, se le regole vengono rispettate da tutti, la caduta all'alto non esiste.
Serve investire nella cultura della sicurezza, imprese e lavoratori. Secondo i dati della CGIL, la provincia di Treviso conta 27 addetti Spisal, mentre sono almeno 13.000 gli infortuni registrati nella Marca nel 2022. Io credo che vada fatto proprio un'azione di attenaglia, oserei dire, di informazione, di formazione e anche di repressione. Più consapevolezza da parte di tutti e ovviamente formazione e controlli. Dai drammi sul lavoro a quelli lungo le strade, quanti ne abbiamo raccontati purtroppo nella Marca trevigiana. Nel pomeriggio paura col Fosco di Susegana per un sedicenne travolto in moto da un'auto. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Arriva in pochi minuti l'automedica del SUEM per stabilizzare il sedicenne fermo a terra dopo la caduta dalla sua moto provocata dal forte impatto che ha subito. Andava a trovare i nonni di qui in paese, abita qui a Ponte della Priula e il signore non si è accorto e gli ha tagliato la strada. Erano circa le 15 quando i residenti vicino all'incrocio tra via Barca Seconda e via 18 Giugno a Colfosco sono stati allertati dal forte botto. Proprio loro, i primi a soccorrere il giovane ragazzo e a dirigere il traffico che si è congestionato in pochi minuti dopo l'incidente. Appena sentito abito qui di fronte e quindi sono in corso, ho chiamato subito il 118. Rimasto sempre cosciente e portato in ospedale con una frattura esposta al ginocchio, non è in gravi condizioni. Un incrocio pericoloso, lamentano i residenti. Sabato su domenica una macchina è uscita di strada autonomamente alle 2 di notte. Da Susegana a Mogliano, più precisamente a Bonisiolo, in azione la banda del buco. Hanno praticato un foro nella casa disabitata attigua alla tabaccheria Bonisiolo, poi indisturbati sono entrati nel negozio. Il furto è venuto la notte scorsa. Ad accorgersi di quanto accaduto la titolare quando è arrivata nella mattinata per iniziare l'attività. I ladri si sono introdotti aprendo un varco di circa 60 centimetri, forse utilizzando una mazzetta da muratore. Una volta dentro, la rivendita di tabacchi svariolotto, si sono impossessati di varie confezioni di tabacchi e il fondo cassa pari a poche centinaia di euro. La banda del buco, composta sicuramente da più di 2 persone, è uscita dalla stessa parte dalla quale ha fatto irruzione e si è allontanata facendo perdere le tracce. Nessuno nella zona si è accorto di nulla. Immediatamente la titolare ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto per effettuare gli accertamenti. Ora i militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere sia del negozio che della zona per identificare i ladri. Questo pomeriggio il negozio, che avrebbe dovuto essere aperto, è rimasto invece chiuso. La titolare si è recata dai carabinieri per presentare formalmente la denuncia a carico di ignoti. Un periodo questo dove il fenomeno dei furti è in aumento. In questo caso, ad aiutare i ladri, la casa disabitata che ha consentito alla banda di operare indisturbata. I carabinieri hanno rafforzato soprattutto per i mesi estivi i presidi nelle varie zone, monitorate maggiormente le zone residenziali e commerciali. L'attenzione rimane alta, l'appello dei militari dell'Arma rimane sempre lo stesso: se vedete movimenti anomali chiamate il 112. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri forestali per chiarire la causa del rogo che ha interessato ieri nel pomeriggio un'area di circa 50 metri quadrati, giunti con 5 operatori e i carabinieri forestali, anche che hanno circoscritto prima e poi spento il rogo insieme ai vigili del fuoco. Ovviamente l'allarme è stato lanciato da un passante che ha chiamato il 1515, numero del servizio antincendi boschivi. Le 2 squadre hanno operato sul posto per circa 4 ore, la bonifica è terminata alle 21, tempestivo l'intervento delle squadre che ha impedito che il rogo si propagasse al bosco vicino. 9 anni fa a Refrontolo, e non può che essere la tragedia del molinetto della Croda, la tragedia con la morte di 4 persone, alla luce anche di quanto accaduto in questo luglio davvero terribile sul fronte maltempo, le parole anche del sindaco Canal. È ancora bagnata la strada che porta al molinetto della Croda, segno del temporale appena passato. L'acqua del torrente Lierza è torbida, come se il tempo volesse ricordare quel 2 agosto 2014. 9 anni fa, il tragico evento che cambiò la storia e la memoria di Refrontolo. Non eravamo abituati a questi cambiamenti climatici rapidi, questi fenomeni così rapidi. Oggi ci comporteremo diversamente, perché a mio avviso da oggi
Qualcuno mi chiedeva ma cosa è cambiato da quel 2014? È cambiata la percezione che noi abbiamo del cambiamento climatico. Adesso sappiamo, e purtroppo siamo stati i primi in quelle situazioni lì, ma adesso sappiamo che possiamo aspettarci di tutto in tempi brevissimi. Un evento eccezionale, quello della sera del 2014, una bomba d'acqua di 80 mm per metro quadrato che si è abbattuta sulle colline di Tarzo e Rolle, provocando il disastro più a valle. Un'ondata improvvisa che ha raggiunto i 3 metri, travolgendo cose e persone che erano dentro la tensostruttura per la festa degli Omi. 4. Le persone che hanno perso la vita. Un inferno che fa riflettere sull'eccezionalità dell'evento accaduto. Dobbiamo porre molta più attenzione al clima, al tempo, alle previsioni, ma non solo, ma anche alzando semplicemente la testa al cielo per vedere proprio in quel momento cosa sta accadendo, perché magari per dire quel giorno non c'è neanche allerta meteo. Attenzione e cautela, segnali che la natura sta dando e ai quali l'uomo deve adattarsi. Per questo sono stati installati dei sistemi di monitoraggio del torrente. Dei sistemi di rilevazione della quota dell'acqua, in modo tale che nel momento in cui si verifica a monte un afflusso d'acqua di una certa dimensione, scattino in automatico 2 semafori a monte e a valle della viabilità di accesso, oltre a un semaforo, una sirena qui nell'area del molinetto, in modo tale da avere anche il tempo, se è orario di apertura al pubblico, di poter allontanare in sicurezza tutti i presenti. E si celebrerà domenica la messa in ricordo delle vittime di quel 2 agosto 2014. Che cosa resta infatti di quel 2 agosto? La tristezza resta, cosa abbiamo perso più che altro, perché abbiamo perso degli amici, chi ha perso dei familiari, chi ha perso anni della propria vita, perché chi poi ha subito i processi per 8 anni ha avuto sul collo una pressione non indifferente, non facile da gestire, per cui ci hanno perso un po' tutti quanti e abbiamo perso molto. Le immagini simbolo del maltempo delle ultime settimane, la grandine, gli effetti devastanti della grandine, ma anche quegli alberi, tanti, troppi alberi caduti. È proprio la gestione del verde pubblico da ripensare, secondo gli amministratori, anche con un occhio ai privati. Le recenti ondate di maltempo e le situazioni sempre più rischiose derivanti dalle mutate condizioni meteo stanno spingendo le amministrazioni comunali ad effettuare con urgenza un monitoraggio del patrimonio arboreo per censire gli alberi ed eventualmente abbattere quelli malati o pericolosi. Evidenziarne laddove ci siano le criticità e quindi la necessità degli abbattimenti che vengono compensati poi con nuove piantumazioni. Anzi, oggi la sensibilità rispetto a questo tema è aumentata, è nelle corde praticamente di tutti gli amministratori, e tutti gli amministratori comunque sanno che non possono prescindere dalla sicurezza, e alberi che siano malati o che possano provocare danni è necessario abbatterli e sostituirli con nuove piante. Nota dolente che per effettuare queste operazioni straordinarie, come pure per la manutenzione ordinaria degli alberi, sono necessarie risorse supplementari, con i comuni costretti a ritoccare i bilanci. Vanno monitorati e potati compatibilmente ovviamente con le risorse di bilancio, che sappiamo essere per tutti i comuni sempre meno, però abbiamo integrato anche nell'ultimo Consiglio Comunale 31.000 euro nel capitolo proprio del verde pubblico. Quel che è certo è che la questione della gestione del verde pubblico è notevolmente cambiata rispetto al passato, per i rischi legati ai mutamenti climatici, ma anche per la sicurezza ed i costi di rifacimento di strade, marciapiedi, piste ciclabili danneggiate dagli alberi piantati a bordo strada. Cioè il bilancio di sostenibilità è sempre che vantaggio ti porta quell'albero dal punto di vista della parte ambientale, ma quanto ti distrugge e quindi quanto costa rifare quella strada. Il fatto che abbiamo piste ciclabili o marciapiedi inutilizzabili perché degli alberi hanno sollevato tutto. Cioè ci dobbiamo porre queste questioni. E le mutate condizioni meteo impongono anche dei ragionamenti con i privati. Se il tuo albero, che magari fra 20 anni sarà a 15 metri, finisce in strada, certo poi ci sono le assicurazioni, non ci sono le assicurazioni, ma se fa male a qualcuno perché hai sbagliato a piantare l'albero, l'amministrazione deve anche vigilare su questo, perché come lo facciamo per gli edifici, in maniera importante, infatti ci sono tutte le autorizzazioni, dobbiamo pensare di farlo anche per gli alberi. E mentre è ancora in corso la conta dei danni, soprattutto tra le aziende colpite dal maltempo, emergono particolari importanti legati alle polizze assicurative che rischiano di lasciare a bocca asciutta diversi imprenditori. I pannelli fotovoltaici richiedono una garanzia quasi sempre aggiuntiva, quindi con un sovrappremio.
Poi ci sono le serre, parlando con Coldiretti, le serre in materiale plastico hanno sempre delle limitazioni in base a chi è la compagnia che assicura. Bisogna stare molto attenti a questo. Clienti assicurati sì, ma spesso le garanzie non vengono attivate, oppure polizze che tutelano dagli eventi atmosferici ma che escludono la protezione dei pannelli fotovoltaici. Sta accadendo anche questo dopo gli ultimi eventi estremi che hanno messo in ginocchio diversi vitigni, allevamenti e aziende florovivaistiche nella Marca. Serre e stalle, annessi rustici, pannelli fotovoltaici sono le strutture che più hanno pagato con i nubifragi che si sono abbattuti sulla Marca. Il giorno dopo la conta dei danni, per diversi imprenditori si è trattato anche di destreggiarsi con le clausole delle polizze. I terremoti sono esclusi perché certe esondazioni o le trombe d'aria sono escluse, quindi anche lì nel momento in cui si va a stipulare la polizza bisogna accertarsi di cosa è compreso e di cosa non è compreso, perché oggi abbiamo tutti coscienza che può capitare a tutti, e quindi nel momento che facciamo la copertura dobbiamo integrare magari alcune voci. Per i periti assicurativi è importante che i danni siano individuati al più presto, senza incorrere nel rischio di alterare lo stato dei luoghi. La messa in sicurezza immediata, però attenzione perché va cristallizzato il danno, va dimostrato alla compagnia attraverso l'utilizzo di droni, attraverso l'utilizzo comunque di tecnici che certificano il danno al momento in cui lo avete subito, l'importanza del danno. Dopo il ripristino, se non portiamo le prove alle compagnie lo prendono come motivo di non indennizzabilità. Le perizie possono essere chieste dagli agricoltori anche al consorzio gratuitamente, che con Condifesa ha messo a disposizione anche fondi mutualistici per coprire i momenti in cui un'azienda agricola danneggiata si trova anche costretta a fermare la produzione. Lasciamo adesso il maltempo. Nel prossimo servizio da Montebelluna una videodenuncia particolare in musica per parlare dello stato di abbandono di una ex storica azienda. Tu che idea hai? Monti siamo noi, siamo monti, oltre che un'ora c'è di più. Con un gruppo di ragazzi del quartiere di Guarda abbiamo pensato di girare questo video per denunciare una situazione di degrado. L'abbiamo fatto in maniera ironica, con una canzone, anche così per sdrammatizzare un po' una situazione che ormai da tanti anni grava sul nostro quartiere. E sceglie le note di Siamo Donne di Sabrina Salerno Fabio Garofalo, presidente del comitato civico di Guarda, per denunciare lo stato di degrado in cui versa l'ex stabilimento della tessitura. Scelta non casuale, dato che Salerno ha sposato proprio l'imprenditore Enrico Monti, proprietario dell'omonima azienda familiare nel settore tessile. Una filatura che è nata negli anni 30 ma che purtroppo nel 2003 per decisioni aziendali è stata chiusa. Adesso con questo video non vogliamo colpevolizzare nessuno, ci rendiamo conto che è un'area privata e che è difficile intervenire anche in maniera comunale o di qualsiasi forma pubblica istituzionale. Però è anche vero che non è possibile nel 2023 avere una zona così grande e così degradata. Un tentativo di sensibilizzazione, quella messa in opera musicale da Garofalo, l'ironia usata come strumento di denuncia. Abbiamo provato un po' a denunciare questa situazione sperando non di risolvere ma almeno di muovere un po' le coscienze, di far capire che non si può o si può tenere questa situazione così, che chi può deve fare qualcosa. Non il primo video che Garofalo produce, è di un paio di anni fa il video denuncia sulla situazione in cui versava la stazione di Montebelluna. Ironia, la grande protagonista anche in questo caso. Video che era stato condiviso anche dai social del comune, che aveva portato a tanti commenti, perfino a quello del sindaco che si era impegnato dopo l'atto di denuncia a migliorare la sicurezza di quel luogo. Se sta così può solo crollare, attenta che cadi. Alla musica di denuncia ironica, allo sport, i mondiali di nuoto giapponesi da poco conclusi le hanno regalato un'altra medaglia importante, una medaglia d'oro. Lei è Barbara Pozzobon, campionessa di nuoto di fondo di Macerata, che adesso ovviamente guarda alle Olimpiadi di Parigi. Eccola.
Ma è stata un'emozione unica. Barbara Pozzobon mostra con orgoglio la medaglia d'oro conquistata ai mondiali di nuoto in Giappone nella staffetta mista 4x1500 insieme a Ginevra Tadeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. La nuotatrice di Macerata sul Piave, 30 anni, il prossimo 17 settembre in forza il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, parla di un successo che per l'Italia a questi mondiali ha costituito una svolta. Un po' ce l'aspettavamo, insomma, sapevo che potevamo vincere. Lo sapevamo, l'abbiamo pianificato nei minimi dettagli, però poi arrivare lì comunque ogni frazione è diversa, ci sono 1000 imprevisti e per quanto si possa pianificare tutto alla perfezione poi è un attimo che le cose non vadano. In realtà siamo riusciti a fare ognuno del nostro meglio e siamo riusciti a ottenere appunto questo primo oro dopo 21 anni che insomma eravamo tutti senza parole, ecco. Questa medaglia ci dà la carica per ripartire il prossimo anno al 100%, consapevoli del nostro livello, di dove siamo arrivati quest'anno e ripartire da qui per il prossimo anno. Dal 6 agosto tornerà a casa Barbara, dove la attenderanno i festeggiamenti dei suoi compaesani e della grande famiglia della Natatorium Treviso. Prima c'è però l'appuntamento di sabato con l'ultima gara di Coppa del Mondo a Parigi. Sono molto fiduciosa, diciamo che questi mondiali in Giappone mi hanno dato una nuova consapevolezza di me, di quello che posso fare, anche perché quest'anno ho preparato la 10 km, poi mi sono ritrovata lì al mondiale a fare la 5, quindi è stata proprio un'incognita e anzi sono contenta di aver fatto la 5 perché mi ha dato un'ulteriore fiducia e capacità di quello che posso fare. A Parigi la Caimana del Piave sperimenterà le stesse acque dove nel 2024 si disputeranno le Olimpiadi, fondamentale per esserci l'accesso ai mondiali di Doha. Un po' mi spaventa, però allo stesso tempo sono molto curiosa di quello che potrò fare, voglio mettermi in gioco, voglio provarci fino alla fine, anche perché ormai siamo in ballo, siamo in 4 ragazze e ne andranno solo 2, quindi bisognerà sgomitare per riuscire a qualificarsi. Prima di passare alla pagina bellunese vi ricordo l'appuntamento con la programmazione questa sera e quindi il nuovo appuntamento con la nostra storia, i fatti e i personaggi della Marca e del Veneto con le immagini del nostro straordinario archivio e i testimoni dell'epoca, il nostro Lucio Zanato. Il primo ospite di Lucio Zanato sarà Gianpietro Favaro, storico sindaco di Riese Pio X, che nell'85 accolse Papa Wojtyla, ma anche ultimo segretario della Democrazia Cristiana Veneta. Con lui rivedremo le straordinarie immagini della visita del Pontefice nella terra di Papa Sarto, ma anche i volti della classe politica scudo crociata che hanno guidato il Veneto nella seconda parte del Novecento. E poi lo vedete nelle immagini, a seguire anche Antonio Miatto nella doppia veste di sindaco di Vittorio Veneto, ma anche storico veterinario dell'ULSS 7 negli anni di transizione dalle stalle contadine agli allevamenti agroindustriali. Appuntamento quindi con la nostra e soprattutto la vostra storia questa sera dalle 21:15 con Lucio Zanato su Antenna 3. E adesso andiamo nel bellunese. C'è il tema del lavoro, il tema Safilo in primo piano, le assemblee oggi alla Safilo di Longarone, ma il voto cruciale è stato rinviato al 21 agosto, quando probabilmente si farà ricorso al referendum fra i lavoratori per quanto riguarda la trattativa. Però c'è la CGIL che si sfila e attacca, non avvalliamo un progetto che ha una scatola a voto e paventa addirittura l'iniziativa di una causa collettiva contro Safilo. La normativa è piuttosto chiara, nel momento in cui fai cessione di ramo di azienda deve assorbire tutti i lavoratori. Il piano industriale di Novatec non sta in piedi, sembra creato quasi in qualche modo ad arte per aggirarla questa normativa e quindi noi proponiamo ai lavoratori di intentare una causa collettiva per cessione fittizia di ramo d'azienda. È l'unica novità clamorosa emersa al termine dell'ennesima giornata di sofferenza per i 458 della Safilo, dopo che Filcten, CGIL ieri al tavolo dell'estenuante trattativa non ha voluto proseguire la discussione su un progetto che testualmente viene definito una scatola vuota. Filcten CGIL aveva chiesto uno stop e invece è arrivata una spaccatura sul fronte sindacale con Filcams e Wiltec pronti a sottoporre ai lavoratori la proposta di Safilo, azienda cedente, ad accollarsi i costi dell'integrazione della cassa per le maestranze per 2 anni. È una scelta prematura, bisogna definire chi acquista
chi accetta il ramo d'azienda, qual è l'azienda, che tutele possiamo dare ai lavoratori. A me in questo momento non interessa l'ammortizzatore sociale o in qualche modo la tutela salariale, che pur capisco essere una grande cosa. Mi interessano i posti di lavoro, il valore industriale che noi stiamo perdendo in questo momento. Assemblee una dietro l'altra oggi fino alle 15:30 per la presentazione della proposta unica nella storia industriale italiana. Voto rinviato al rientro delle ferie estive e probabilmente sarà referendario. È una proposta che di fatto in Italia è unica, perché ai lavoratori gli viene garantita la retribuzione per 2 anni nonostante il periodo di cassa integrazione lunga. È un periodo in cui anche noi possiamo verificare la serietà di alcune proposte e noi pensiamo che questo possa essere anche un percorso possibile, però deve essere condiviso anche dalla, convinzione dei lavoratori. Noi abbiamo cercato quantomeno di dare risposte rispetto alle difficoltà che possono avere i lavoratori posti in cassa integrazione, che posto in cassa integrazione significa subire dei danni di carattere economico. Quindi abbiamo fatto dei ragionamenti ieri, quindi abbiamo garantito ai lavoratori, sia per quanto riguarda la Telios e sia per quanto riguarda la Innovatec, la certezza di avere una retribuzione piena. Volti cupi fra i lavoratori, ma i loro occhi sono libri e aperti. La situazione è quella che è. Noi siamo molto preoccupati e non ci voleva questo. La divisione tra Telios e la futura Innovatec. Esatto. È dispiaciuta? Sì. Siamo partiti uniti, 400 persone da salvare, eccetera, eccetera. Adesso ci troviamo, oltre che dipendenti spaccati in due, anche il sindacato che ha questa posizione, insomma, ci lascia un po' così. Noi vogliamo un lavoro, un posto di lavoro. Qui ci si sta presentando un posto di cassa integrazione, che è una cosa diversa. Tacciono le istituzioni, tutte in testa Regione e Mise, e non è un bel segnale. Dalle aule del Consiglio Comunale di Belluno e del Consiglio regionale, lo scontro su Investi Scuola ha scatenato un acceso botta e risposta nello studio di Focus ieri sera. A dirsene di santa ragione il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, estensore dell'emendamento col quale si chiedeva alla Regione di erogare 500.000 euro per sostenere Investi Scuola, bocciato da Palazzo Ferrofini, e il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Sentite. Guarda, non è che la regione tiene i soldi De Carlo, no, glielo dico per certo, facciamo una scommessa avanti a 5 milioni di veneti. Allora, nei 7 anni che l'abbiamo finanziata con i fondi di confine, c'è stato qualcuno che ha detto che invece doveva pagarli la regione? No, perché se la Chioggia vi ha concessi oltre De Carlo, evviva Dio! Finalmente governate, i cittadini si stanno accorgendo delle vostre contraddizioni. Scintille ieri sera a Focus tra il consigliere regionale del PD Jonathan Montanariello e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Oggetto dello scontro il progetto Investi Scuola della provincia di Belluno, che quest'anno rischia di saltare e di non garantire più agli studenti delle superiori di poter accedere al beneficio di abbonamenti per il trasporto scolastico a prezzi calmierati. Un'iniziativa nata nel 2005 per tutelare il diritto allo studio di chi vive nelle zone più marginali del bellunese. Ieri, dopo la bagarre a Palazzo Rosso, in Consiglio regionale si discuteva la manovra di bilancio da oltre 30 milioni di euro, 12 dei quali derivanti dai risparmi dei costi della politica. Montanariello ha presentato un emendamento per impegnare la Regione a sopperire alla mancanza del contributo del Fondo Comuni Confinanti, 500.000 euro su oltre 30 milioni. Il Consiglio ha detto no. La destra con una mano tenta di promuovere iniziative a sostegno della montagna, tenta di dire che la montagna va tutelata, ma in realtà questo avviene solamente come intento, come proclamo. A Focus il senatore De Carlo, che è anche sindaco di Calalzo di Cadore, si è difeso. Il mio comune ha già stanziato le risorse per intervenire per le famiglie di Calalzo di Cadore dove l'unico studente non avesse copertura. La stessa cosa ha fatto l'Unione Montana. Si sapeva da tempo, ha detto De Carlo, che il Fondo Comuni di Confine non può essere utilizzato per le spese correnti. Noi abbiamo chiesto uno sforzo a tutti gli enti, Dolomiti Bus compresa. Ma ormai il dado è tratto, è alla provincia che su Investi Scuola ha deliberato di erogare 250.000 euro, altrettanti ne ha messi il BIM. Dopo il voto di ieri a Palazzo Ferrofini, la situazione appare difficilissima. La destra ha dato un importante e non indifferente schiaffo alle richieste dei territori di Belluno, si promuove la vita in montagna, si promuove lo stare in montagna e dopo dall'altra parte si continua ad aggravare situazioni già difficoltose.
Li aspettiamo quando ci verranno a spiegare l'importanza delle leggi per la tutela della montagna, perché gli chiederemo quale tutela della montagna. Le reazioni politiche su Investi Scuola sono state immediate. Portiamo a casa il risultato e poi pensiamo a cosa non è andato, afferma la consigliera provinciale Serenella Bogana con delega all'istruzione. Non possiamo permetterci il chiacchiericcio sulla pelle di migliaia di ragazzi e famiglie. Dal quartiere generale del Carroccio, il segretario provinciale Andrea De Bernardin, al contrario, alza il livello dello scontro politico, additando il PD di essere responsabile della sciagura che la legge Del Rio ha causato alle province. Sempre oggi il senatore De Carlo ha chiesto al presidente di Dolomiti Bus di capire se c'è margine di operatività affinché la società possa intervenire in proprio per limitare al minimo i disagi sulle famiglie. Una storia dunque lungi dall'essere chiusa. Parliamo di Olimpiadi 2026. Oggi a San Vito di Cadore la Regione ha dato il via a un percorso di collaborazione e coordinamento affinché il piano delle opere osservi non solo il rispetto della legalità e dell'ambiente, ma produca i minori disagi possibili nei territori di Tai, Valle, San Vito e Cortina. Al tavolo ARPAV, ANAS, il gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica e i sindaci interessati dalle opere infrastrutturali. Manterremo altissima l'attenzione per contrastare eventuali illeciti e circostanze a danno dell'ambiente, ha detto l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Con l'incontro odierno la Regione intende appoggiare le diverse iniziative rivolte alla sicurezza e alla tutela ambientale, vigilando in tutti i modi sul fronte della legalità. E intanto il Centro Nazionale Fiamme Oro della Polizia di Stato ha voluto celebrare i suoi grandi campioni olimpici e l'ha fatto ovviamente a Cortina. Il 1 agosto di 2 anni fa l'Italia veniva portata in trionfo alle Olimpiadi di Tokyo grazie alle storiche imprese di Marcel Jacobs e di Gianmarco Tamberi. 3 giorni dopo Massimo Stano saliva sul gradino più alto del podio nella 20 km di marcia. L'anno successivo a Pechino l'oro nel curling di Stefania Consantini e Amos Mosaner, l'argento e il bronzo nello slalom speciale delle Paralimpiadi di René Di Silvestro. Il sogno tutto d'oro è stato celebrato a Cortina dal Centro Nazionale delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Ed è un segnale forte che noi abbiamo voluto dare, appunto i nostri medagliati d'oro a Tokyo lanciano questo messaggio forte nella città che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali. Jacobs, Tamberi e Stano in videoconferenza, Consantini e De Silvestro dal vivo sul palco dell'Alexander Girardi Hall per incitare i giovani a credere sempre nei sogni che non sono mai troppo grandi per essere inseguiti. La mia vita è cambiata veramente in meglio, insomma, anche essere entrato in polizia è una cosa che mi è capitata e diciamo ho avuto la fortuna perché magari avessi avuto 10 anni in più e quindi la mia carriera fosse stata 10 anni fa, magari non sarei mai entrato in polizia e questa è veramente una fortuna e un gran passo avanti per il mondo paralimpico. Atleti delle Fiamme Oro che non mollano un minuto, pronti a confermare i loro successi e a portare a casa il sogno più grande. L'aspettativa più grande, a me manca la medaglia d'oro alle Paralimpiadi e quella la voglio, insomma, e senza giri di parole, ecco. Questa è un'aspettativa. Adesso c'è solo da lavorare per quello. Ci sono obiettivi a breve termine e a lungo termine. A breve sono sicuramente l'Europeo di novembre con la squadra femminile e lì cercheremo di qualificarci per i mondiali, poi che si terranno probabilmente a marzo, e qualche obiettivo di partecipare a Grand Slam, che sono tornei d'elite nel nostro sport, e poi chiaramente a lungo termine nel 2026. Portabandiera di Milano Cortina 2026 sarà proprio Stefania Consantini, da poco più di un anno entrata nella grande famiglia delle Fiamme Oro. Il fatto di indossare questa maglietta, oltre l'attaccamento, però ti dà la possibilità di poter fare questa cosa. Tutto sia dal punto di vista della tranquillità economica, sia dal punto di vista proprio del supporto strutturale che ci dà, e quindi è molto più facile fare questo tipo di scelte, però ecco, poi dopo una volta che sei dentro non deve essere mai un punto d'arrivo. In chiusura vi ricordo l'appuntamento da non perdere domenica 6 agosto, questa domenica in diretta dalle 15:30 su Antenna 3 con il Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco, la gara di tiro alla fune e poi il momento clou della corsa dei cavalli, oltre ovviamente alle rievocazioni storiche, tutto rigorosamente in diretta. Queste sono le immagini del Palio, tutto rigorosamente in diretta domenica dalle 15:30 in diretta su Antenna 3, ovviamente da non perdere nemmeno le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.
Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo, previsioni per giovedì 3 agosto. Sul Veneto crescente instabilità con copertura nuvolosa più frequente sulle zone montane, alcuni spazi di sereno un po' più presenti sulle zone centro-meridionali. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 26 e i 35 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia durante il corso della giornata probabili rovesci e temporali sparsi che interesseranno la zona montana già dal mattino, in pianura dal pomeriggio. Cielo in prevalenza nuvoloso in montagna, terso nella zona costiera. Le piogge potranno essere anche localmente intense. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, sulla zona montana vento da sud-ovest moderato in quota. Temperature minime comprese tra i 20 e i 23 gradi, massime tra i 27 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige si prevedono schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili rovesci o temporali dal pomeriggio e sera. Temperature minime tra gli 11 e i 22 gradi, massime tra i 23 e i 30 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.